Voi li state facendo? Allora in questo momento non lo stiamo facendo e non lo sta facendo nessuno nel Veneto per il semplice motivo perché non abbiamo ancora le linee guida di come dobbiamo comportarci. Siamo stati in attesa anche di domenica per sapere qualcosa, non abbiamo ricevuto nulla. Oggi, sino alla data che ora sono le 12:25, non abbiamo ancora ricevuto nessuna linea guida. La situazione si è sbloccata a metà giornata quando è arrivata la circolare 31070 datata 24 gennaio 2022 con tutte le precisazioni necessarie. Dal pomeriggio molte farmacie sono partite con la gratuità eseguita per questi tamponi per chi è esente da vaccino, per i contatti di caso, test di fine quarantena, per i positivi per definire la negativizzazione per i contatti a scuola. Casi che vanno documentati con prescrizione del medico o documentazione dell'azienda ULS o dell'istituto scolastico, perché nella popolazione c'è ancora molta confusione, spiega Maurizio Giacomazzi. Loro chiamano dicendo avrei bisogno del tampone del bambino. Dice fine quarantena, dico ma per fine quarantena cosa capite? Ma è stato contagiato, allora è in isolamento. Allora la differenza è che chi è in isolamento, fine isolamento vuol dire il soggetto che cerca la negatività dopo di essere stato in contatto col virus e col Covid-19. Chi invece è in quarantena, soggetto che è stato a contatto non direttamente o direttamente con soggetti ma che non sa se è positivo o no. Il telefono non si ferma, l'attività di farmacia neppure, non si ferma neanche l'attività di screening in questa farmacia che solo in mattinata su 32 tamponi effettuati ha riscontrato 10 positività, un test su 3 e per i farmacisti cresce anche la difficoltà. Ci hanno caricato di tanti compiti che sono al di fuori delle nostre competenze, perché alla fine i tamponi non è sarebbe stata di nostra competenza, l'abbiamo fatto per un sociale perché siamo sul territorio capillarmente presenti. Siamo stanchi tra il telefono, il personale, i collaboratori sono stanchi anche loro, fisicamente non ce la facciamo, siamo stressati.